Leggiamo Atti 2 dal primo versetto. Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. E all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme dimoravano dei giudei, uomini pii, da ogni nazione sotto il cielo. Quando si fece quel suono, la folla si radunò e fu confusa, perché ciascuno di loro li udiva parlare nella propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano e si dicevano l'un l'altro: ecco, non sono giudei tutti questi che parlano? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua natia? Noi Parti, Medi, Elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia o Frigia e della Panfilia, dall'Egitto e dalle parti del Libano, che è di fronte a Cirene, e noi residenti di passaggio da Roma, come giudei e proseliti. Cretesi ed arabi li udivano parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi e si dicevano l'un l'altro: che vuol dire questo? Altri invece li schernivano e dicevano: sono ripieni di vin dolce. Ma Pietro si alzò in piedi con gli 11 e ad alta voce parlò: Giudei, o voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate attenzione alle mie parole. Amen. Fin qui la parola del Signore. Allora, intanto vogliamo, l'obiettivo della parola di oggi è quella che in questi giorni ci sta accompagnando, cioè avere un risveglio spirituale in noi, un risveglio potente, un risveglio che sia movimento dentro di noi, ma che non sia qualcosa che rimane nel nostro cuore, ma che si manifesti anche fuori. E oggi, per quanti non lo sanno, è Pentecoste per gli ebrei. Infatti 50 giorni fa loro hanno festeggiato la Pasqua. Vi ricordate? La loro Pasqua è caduta un giorno prima della nostra Pasqua. Loro hanno festeggiato la liberazione dall'Egitto e quindi dalla schiavitù. Noi abbiamo festeggiato la liberazione dalla morte, perché Gesù è morto in croce per noi. Amen. Quindi noi abbiamo festeggiato anche la liberazione dal peccato. Per loro i 50 giorni cadono oggi. Per loro oggi è la Pentecoste. Per noi è domani la Pentecoste, ovvero la discesa dello Spirito Santo. Ma loro oggi che cosa festeggiano? Guardate che la Pentecoste è una festa vecchia e pre-cristiana, appartiene agli ebrei. E di solito in questo giorno gli ebrei festeggiano la legge di Mosè, o meglio ancora i 10 comandamenti scolpiti nella pietra. Noi domani festeggiamo invece la legge dello Spirito Santo scolpita nel nostro cuore. Amen. Quindi è Pentecoste oggi per gli ebrei, perché loro hanno una legge scritta sulla pietra. Domani sarà Pentecoste per noi, perché Cristo ha scritto la sua legge nel nostro cuore per mezzo dello Spirito Santo. Amen. In quell'occasione è stato usato il dito di Dio per scolpire la pietra. Nell'occasione della Pentecoste degli ebrei è stato usato lo Spirito Santo per scolpire nei loro cuori la legge di Dio. Amen. Quindi non è più qualcosa che è pesante, la pietra, che è pesante. Mosè scese con questi 2 macigni, tra virgolette, dalla montagna ed erano pesanti, mentre gli apostoli non avevano questa pesantezza, era qualcosa di leggero dentro di loro, perché non era qualcosa che dovevano mettere sulle spalle, ma era qualcosa che era già dentro il loro cuore. Amen. E quindi noi vogliamo questo, non vogliamo più una legge che sia formale, ma una legge che sia intima, spirituale, che sia scolpita dentro di noi, che non sia un peso, che non sia un affanno per la nostra vita, ma che sia qualcosa di naturale, come quando 2 persone si amano. Voi sapete che in alcune parti del mondo i matrimoni sono combinati. Quello rappresenta, diciamo così, una legge, per cui la moglie che ti trovi, il marito che ti trovi, te lo tieni, punto. Oltretutto
dove di solito ci sono questi matrimoni combinati, non esiste affatto il divorzio, neanche se ci deve pensare. Mentre noi viviamo secondo la legge del cuore, noi ci innamoriamo della persona che vogliamo sposare. Amen? Quindi ci muoviamo secondo il cuore, più che secondo la legge di pietra, ma secondo lo spirito. Amen? Uno di questi personaggi importanti che oggi vogliamo prendere in esame è Pietro. Il titolo di questa predicazione oggi è Un asino in città. Un asino in città perché Pietro, secondo me, è la figura perfetta da valutare come, nel senso che nella sua vita è stato un asino, no? Nella sua vita è stato cocciuto, nella sua vita è stato ribelle, qualche volta ha voluto fare molte volte come gli piaceva fare. Naturalmente l'asino in città non è questo, non è Pietro. Pietro è un'immagine del cristiano che passa dalla legge della pietra alla legge dello spirito. Pietro è colui che davanti alla croce non è voluto stare, eppure davanti a Gerusalemme si è alzato in piedi e si è messo a parlare. Pietro rappresenta perfettamente colui che ha capito spiritualmente cosa volesse dire essere aperto alle cose di Dio e non essere più, tra virgolette, un asino, un mulo, un cocciuto o peggio ancora un codardo. L'asino quando vede il pericolo scappa. Naturalmente vi parlo dell'asino perché noi dobbiamo andare a leggere un brano che parla dell'asino. Vogliamo andarlo a prendere? Si trova in Marco 11. Vicino a casa mia c'è un asino che ogni giorno raglia, ci dà sempre la sveglia. Più volte al giorno ci fa capire che è presente. Oggi casualmente in TV, nel canale cristiano, si parlava di asini. Una parola che ho trovato in un calendario mi parlava di asino e quindi oggi vi voglio parlare dell'asino. Dell'asino che si trova in Marco 11 dal versetto 1. Ora quando furono giunti vicino a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due uomini, due dei suoi discepoli. Ora, per quanto non ce l'avessero presente, Gerusalemme, il monte santo, diciamo così, dove ci dovrebbe essere il tempio, è su un colle. Quando noi parliamo del muro del pianto, del muro occidentale, quel muro è stato costruito da Erode. Tutto il muro che cingeva il tempio era costruito da un muro. Praticamente la montagna, tra virgolette, è scomparsa perché queste mura hanno creato una grande spianata, quella che oggi si chiama la spianata delle moschee, perché ce ne sono due moschee là sopra, e si chiama spianata perché il monte Sion, dove ci doveva essere il tempio, o dove c'era il tempio, è diventata una spianata. E voi vedete queste mura alte, sono altissime, che praticamente sono mura che contengono la montagna. Ok? Di fronte c'è il Monte degli Ulivi. Il Monte degli Ulivi è immenso. Gesù, chi si sedeva sul Monte degli Ulivi, vedeva perfettamente tutta Gerusalemme, non soltanto il Tempio. Quindi c'era una specie di ponte tra il Monte degli Ulivi e il Monte Sion. Si entrava dentro il Tempio direttamente attraverso una porta che si chiama la Porta d'Oro. Quella è l'unica cosa che ancora esiste a Gerusalemme. È sigillata e chiusa per diversi motivi profetici e biblici, ma c'era un ponte che prima collegava questi due monti. Non si attraversava il vallone che c'era là sotto, ma si attraversava questo ponte. Gesù dice agli apostoli di andare in città. Versetto 2, dicendo loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte e appena entrati in esso troverete una puledra d'asina legata, sul quale nessuno è ancora salito. Scioglietelo e conducetelo da me. E se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno. Lo rimanderà qui subito. Essi dunque andarono e trovarono il puledro legato vicino ad una porta, fuori dalla strada, e lo sciolsero. Alcuni dei presenti dissero loro: cosa fate? Perché sciogliete il puledro? Ed essi rispondendo loro
ed essi rispondendo loro come Gesù aveva, ed essi risposero loro come Gesù aveva indicato, e quelli li lasciarono andare. Allora essi condussero il puledro a Gesù, vi posero sopra i loro mantelli, ed egli vi sedette sopra. E molti stendendo i loro vestiti sulla strada, e molti stendevano i loro vestiti sulla strada, e altri tagliavano i rami degli alberi e li spargevano sulla strada. E tanto quelli che precedevano come quelli che seguivano gridavano dicendo: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno di Davide nostro padre, che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Così Gesù entrò in Gerusalemme e nel Tempio, e dopo aver osservato bene ogni cosa, scendendo ormai tardi, uscì con i suoi 12 diretto a Betania. Quindi Gesù è entrato dentro Gerusalemme, ovvero dentro il Tempio, attraverso questa porta. Perché si diceva, è una profezia del Vecchio Testamento, che il Messia doveva entrare trionfante attraverso questa porta. E Gesù è entrato trionfante attraverso questa porta. Ecco perché dicevano: benedetto colui che viene nel Signore, benedetto il regno di Davide nostro padre, che si è rivelato in mezzo a noi, benedetto Osanna nell'alto dei cieli. Avevano riconosciuto in Gesù il Messia. Però questa è un'altra storia. Noi ci dobbiamo fermare invece su un altro punto, ovvero l'asino. Questo asino, se voi ci fate caso, rappresenta ognuno di noi, rappresenta anche Pietro. Questo asino ha delle caratteristiche che sono uniche dell'animale. Quindi ognuno di noi eravamo legati. Questo asino è legato. Ognuno di noi era legato. Ognuno di noi aveva una porta davanti a sé chiusa. E ognuno di noi stava in mezzo alla strada. È la nostra caratteristica umana perfetta, è la caratteristica di Pietro nella maniera perfetta. Pietro era un uomo legato, era in mezzo alla strada e davanti a lui c'erano porte chiuse, come anche la nostra vita era così. Amen? È vero. Dillo alla persona accanto a te: sei un asino. Siamo degli asini, però l'asino ha delle particolarità. Abbiamo detto che l'asino è cocciuto, l'asino è pauroso, un animale pauroso, ma ha anche una qualità: oltre ad avere difetti, è un animale umile, non si sentirà mai un cavallo. Amen? Nella sua vita resterà sempre umile. Lui si guarderà allo specchio e dirà sempre: sono un asino. Continuiamo. Quindi, quando Gesù ha detto agli apostoli: andate a prendere l'asino, a quest'asino è cambiata la vita. Ci siete? Questo asino si è completamente trasformato. L'asino è stato sciolto ed è stato portato a Gesù. Ora, è vero che se noi andiamo a comprare, non lo so, una corona d'oro, quanto vale? Quanto può valere? Che ne so, 100 milioni di euro. Quella corona d'oro ha un suo valore. Ma se questa corona d'oro appartenesse, che ne so, apparteneva alla regina Elisabetta, non varrebbe 100.000 euro, ma il suo valore sarebbe triplo, quadruplo, non lo so. Guardate che l'asino di per sé ha un valore, ma dopo che è stato cavalcato da Gesù, il suo valore è diverso. Amen. Quindi quando noi umanamente siamo quelli che siamo, a noi piacciono le pietre, a noi piace la vecchia legge, portarci le pietre dietro, siamo legalisti, cerchiamo sempre di creare le cose secondo il nostro modo di vedere e non secondo lo spirito. Ma quando noi ci facciamo trasformare dallo spirito e iniziamo a ragionare secondo lo spirito, qualcosa è cambiato in noi, il nostro valore è superiore. Siamo sempre quello che siamo nella nostra carne, la nostra mente è sempre quella che è, ma il nostro valore aggiunto è lo Spirito Santo. Amen. Pietro è cambiato, era sempre la stessa persona, sempre Pietro. Alcuni suoi ragionamenti anche dopo la Pentecoste erano ridicoli. Certe volte ha dovuto subire anche il rimprovero da parte di Paolo, scusate. Ed è stato anche, tra virgolette, umiliato perché non ragionava spesso con lo spirito, ma ragionava spesso con la carne. Ma lui è stato toccato dallo Spirito Santo, lui era una persona diversa. Il suo valore aggiunto era lo Spirito Santo e lui. Il suo valore umano è aumentato perché lo Spirito Santo era in lui. Amen.
Continuiamo. Quindi eravamo legati, ma con Cristo ora siamo liberi, come lo era Pietro. Pietro era legato al mondo, era legato ai suoi ragionamenti, ma Cristo lo ha sciolto. Avevamo le porte chiuse, ma questo asino non solo ha le porte aperte, ma ha la porta aperta, la porta d'oro dove è entrato il Messia. Cioè, è vero che il Signore certe volte ci chiude le porte, ma perché davanti a noi vuole mettere una porta più grande, più importante, più gloriosa. Questo asino era in mezzo alla strada, legato, e dopodiché invece ha preso la strada per Gerusalemme, per la gloria. Come? Con Gesù. Noi abbiamo la visione chiara di quello che dobbiamo fare quando Cristo è in noi e siamo confusi quando in noi non c'è Cristo. Quando in noi ci sono dubbi, vuol dire che in quel momento lo Spirito Santo non sta agendo in noi, o meglio, non lo stiamo facendo agire. Che visione poteva avere quell'asino? Nessuna. Ma quando è stato toccato da Gesù non solo è stato sciolto, non solo gli si è aperta la porta più importante di tutta la terra, ma è entrato anche, ha preso una via, non era più fermo in mezzo alla via, ma ha preso la via della grazia, della Gerusalemme celeste, possiamo dire, come noi. Anche noi abbiamo preso la strada del cielo. Amen. Dì alla persona accanto a te, tu sei un asino glorioso. Lo so. Pure io sono un asino glorioso. Cristo è salito, è entrato nella mia vita e siamo diventati gloriosi. Noi siamo stati trasformati dalla potenza di Dio. Noi abbiamo ricevuto veramente una visione, una partecipazione alle cose di Dio. Noi entreremo per la porta d'oro del cielo. Amen. Entreremo nella Gerusalemme celeste. Noi non siamo più in mezzo a una strada legati, noi siamo sciolti e condotti verso le cose del cielo. Allora, c'è un'altra gloriosa prospettiva in questo brano e andiamo a leggere versetto 1 e 2. Quando furono giunti vicino a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò 2 dei suoi discepoli, dicendo loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte, e appena entrati in esso troverete una puledra d'asina legata, sul quale nessuno ancora è salito. Scioglietelo e conducetelo da me. Gesù manda 2 discepoli. Dì alla persona accanto a te: Gesù manda 2 discepoli. Quei 2 discepoli siamo ognuno di noi, perché se è vero che noi abbiamo ricevuto la gloria, è anche vero che noi dobbiamo dare la gloria. Noi dobbiamo essere operatori di salvezza per gli asini di questo mondo. Amen. Noi siamo mandati a sciogliere, noi siamo mandati a indicare la via, noi siamo mandati a presentare Cristo. Ed è qui il risveglio che ci deve essere nella nostra vita. Gesù ci sta mandando. Gesù ci sta mandando. È il nostro compito andare verso l'asino, verso le persone. È il nostro compito portare la salvezza, è il nostro compito sciogliere le persone, è il nostro compito presentare Gesù, è il nostro compito indicare la strada del cielo, fargli vedere qual è la porta d'oro che devono attraversare. Dobbiamo fare vedere alle persone che non ci sono porte chiuse. Amen, ma ci sono porte aperte. E ci dobbiamo dare una svegliata perché Gesù sta tornando, e ci dobbiamo dare una svegliata perché è il nostro compito, è il nostro dovere. Gesù ha mandato, noi abbiamo il mandato. Gesù è arrivato a un certo punto, dopo la resurrezione, ha detto: andate. Amen. Non ci possiamo prendere la briga di non andare. Se no l'asino muore lì dov'è? Schiavo, in mezzo alla strada. Mischino, pure con la porta chiusa. Quindi, guardate che cosa dice al versetto 5. Alcuni dei presenti dissero loro: cosa fate? Perché sciogliete il puledro? Ed essi risposero loro come Gesù aveva indicato. Come Gesù gli aveva indicato lo troviamo al versetto sopra. Se qualcuno vi dice: perché fate questo, rispondete: il Signore ne ha bisogno. Noi abbiamo la capacità, nel nome di Gesù, di fare quello che il Signore ci ha detto di fare. Cioè, nella misura in cui noi andiamo verso le persone,
è un mandato, noi abbiamo il mandato di andare verso le persone, possiamo stare sicuri che quando lo facciamo nel nome di Gesù, le cose si avverano, succedono, si sciolgono le persone, l'asino viene sciolto. Spesso noi non crediamo e ci mettiamo dei paletti, delle mura davanti e siamo noi che ostacoliamo l'opera del Signore. Ma chissà, Signore, può essere che troverò ostacoli. Poi se mi dicono che stai facendo, ma dove stai andando, ma che cosa stai dicendo? E noi ci freniamo perché abbiamo paura. Invece Gesù sta dicendo loro, non vi preoccupate se ve lo dicono. Anzi, Gesù già prevedendo quella situazione disse, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Fatelo nel nome di Gesù. Amen. Dì alla persona accanto a te, fallo nel nome di Gesù. Amen. Vedete, quando la parola viene dal Signore, edifica. Quando la parola viene da parte di Dio, è qualcosa che trasforma e si avvera. La parola, la visione, il sogno, la rivelazione, quando è biblica e quando viene calcata dalla parola di Dio, è una volontà divina. Quando viene la rivelazione e avviene su tutta la Chiesa è una volontà divina. Sappiate che ogni sogno, visione, profezia, ogni parola di Dio non è per l'edificazione personale, è per l'edificazione comune. Quando una rivelazione rimane per sé è inutile, non serve a niente. Anzi, probabilmente o è la tua mente che parla o è il diavolo che ti ha parlato. Amen. Noi dobbiamo cacciare via l'inganno. E come facciamo a cacciare via l'inganno? Quando noi ascoltiamo la voce di Dio. E la voce di Dio deve combaciare obbligatoriamente con la parola di Dio. Amen? Continuiamo un attimino. Questo asino ha probabilmente svolto il ruolo più importante di tutta la sua vita. Non solo, ha probabilmente svolto il ruolo più importante di tutta la vita di Gesù. Gesù non ha scelto un apostolo per entrare a Gerusalemme, poteva anche farsi accompagnare da Pietro e da Giovanni, non lo so, poteva farsi preparare un trono, poteva farsi preparare un vestito adatto, invece ha preferito entrare ha preferito entrare alla gloria di Dio con un asino. Ha preferito prendere l'ultima cosa che era sulla terra, ha preferito prendere l'ultima cosa che era sulla faccia della terra ed è entrato nel tempio con un asino. Amen. Dio preferisce prendere le ultime cose della terra per renderle gloriose. Dio preferisce prendere chi non conta, chi non è re, chi non ha importanza, chi è umile di cuore, chi non cerca la propria gloria. Vedete, noi siamo le persone in generale. Sentivo l'altro giorno anche un predicatore, forse l'avete sentito pure voi, quello che vi ho mandato, che le persone spesso vogliono trovare il rilievo, l'importanza, ma non vogliono servire, non vogliono essere utili. Invece Dio cerca persone utili, come diceva il titolo di quell'altra predicazione. Tutti siamo indispensabili per il regno dei cieli. Siamo indispensabili, dobbiamo renderci utili. Il mondo ci insegna che tutti siamo utili e nessuno è indispensabile, ma Cristo ci insegna un'altra cosa, che tutti siamo inutili, ma in Cristo siamo tutti indispensabili. Amen. Tutti abbiamo una ragione di vita, da chi ha 10 anni, 5 anni, a chi ne ha 90, a chi ne ha 100. Tutti siamo indispensabili alla presenza del Signore, pure gli asini. Quindi, l'asino non può raggiungere il suo obiettivo se non c'è nessuno che lo conduce. Siamo dunque chiamati a sciogliere, ad indicare la via e a condurre a Cristo. E siamo anche chiamati a prendere autorità sulle persone e sugli spiriti. Quindi, dobbiamo valutare una cosa importante: Dio è onnipotente, amen, ci mancherebbe, ma c'è una cosa importante. Se andiamo a leggere al versetto 3, e se qualcuno vi dice perché fate questo, rispondete: il Signore ne ha bisogno.
Dobbiamo rispondere al bisogno divino. È una necessità divina. Gesù avrebbe potuto fare tutto da solo, ma ha preferito servirsi degli apostoli. Dio può fare tutto da solo, ma preferisce servirsi di noi. Perché? Perché viviamo in un mondo dove regna il libero arbitrio, ed è così assolutamente, io ne sono convinto. Quindi noi nella nostra libertà dobbiamo dare la nostra vita a Cristo per permettergli di servirsi di noi. Quindi Dio ha una necessità, ha la necessità del nostro operato, del nostro fare, del nostro andare. Dobbiamo considerare che Dio ha bisogno di noi. Gesù aveva bisogno dell'asino e ha detto agli apostoli: andate perché io ne ho bisogno. Dobbiamo rispondere al bisogno divino, e il bisogno divino è che tocca a noi sciogliere le persone. Gesù non comparirà di nuovo, se non nell'ultimo giorno, Gesù non comparirà di nuovo nella gloria per far vedere che esiste. Gesù è venuto già, è venuto una volta, è stato sufficiente. Dio non può ogni 100 anni venire sulla terra e far vedere che c'è e poi ritornare in cielo. Siamo noi i suoi testimoni. Dio ha bisogno della nostra testimonianza, Dio ha bisogno di noi. Dillo alla persona accanto a te: Dio ha bisogno di te. Un pochino più convinti: Dio ha bisogno di te. Amen. Dio ha bisogno di te. Un altro aspetto importante: dobbiamo imparare a dare a Dio. Non sembra, ma c'è anche questo aspetto in questo brano. Guardate, versetto 5. Alcuni dei presenti dissero loro: cosa fate? Perché scegliete il puledro? Al versetto 3 dice un'altra cosa: il Signore ne ha bisogno, lo rimanderà qui subito. Gesù ci chiede un'altra cosa, che non è meno di quello che abbiamo parlato fino ad ora, anzi forse è un aspetto anche importante. Cioè Dio ha bisogno del nostro tempo, Dio ha bisogno della nostra intelligenza, Dio ha bisogno del nostro fare, Dio ha bisogno di tutto quello che noi possediamo. Questi uomini hanno detto: perché ti stai prendendo l'asino? E gli apostoli gli hanno detto: Dio ne ha bisogno, però te lo riporta. Noi con Dio non perdiamo niente. Amen. Dio alla persona accanto a te: tu con Dio non perdi niente. Amen. Noi con Dio non perdiamo niente. Il tempo che noi dedichiamo a Dio, Dio ce lo ricompenserà. Tutto quello che noi diamo all'Eterno, l'Eterno ce lo ricompenserà. L'asino è ritornato al suo padrone, ma come un bene che ha acquistato un valore superiore, perché quell'asino non era un asino qualunque, era un asino che aveva portato Cristo. Quindi Dio, tutto il tempo che noi diamo a Dio, Dio ce lo ricompensa benedetto. Amen. Tutto quello che noi cediamo al Signore, il Signore noi non lo perdiamo. È una menzogna del nemico quando voi pensate questo, è una bugia, perché Dio ce lo ridà indietro strabenedetto. Amen. L'asino è tornato al suo padrone benedetto. Ed era un asino di grande valore da quel momento, non solo perché è salito sulla groppa di Gesù, non solo perché ha attraversato la porta d'oro, ma anche perché è arrivato vicino al Tempio, vicino alla presenza di Dio. Quale altro asino nel pianeta Terra voi sapete che è arrivato davanti al Tempio dell'Eterno, davanti alla presenza di Dio? Quale asino voi potete immaginare che abbia potuto portare Gesù sulle spalle? Quello è un asino benedetto perché è entrato nella città, e nella città santa, è entrato nel Tempio, è arrivato vicino al luogo santo. Ecco perché l'ho intitolato Un asino in città, perché ognuno di noi è riuscito a raggiungere quello che gli uomini potenti non hanno potuto raggiungere, quello che i cavalli maestosi non hanno potuto raggiungere, noi l'abbiamo raggiunto. Amen. Non solo, tutto quello che noi diamo a Dio è qualcosa che arriva alla presenza di Dio. Questo ci dobbiamo ricordare. Gli uomini che hanno dato l'asino per Gesù, l'asino è arrivato alla presenza di Dio. Tutto quello che noi cediamo all'Eterno arriva alla presenza di Dio e ritorna a noi benedetto. Amen. Ci vogliamo alzare e ringraziare il Signore per questo giorno, perché noi vogliamo veramente iniziare ad essere liberi nel nostro modo di pensare. Basta la legge sulla pietra, scolpita nella pietra, che c'è di peso, che ci dà fastidio.
Noi vogliamo lo Spirito Santo in noi e la legge di Dio nel nostro cuore, scolpita nel nostro cuore. Signore, noi ti vogliamo ringraziare e vogliamo che questo giorno sia un giorno nuovo di Pentecoste per la nostra vita, un giorno nuovo, Signore, che lo Spirito Santo possa scendere in abbondanza su di noi. Nel nome di Gesù noi ti chiediamo, Signore, di darci la libertà che hai dato a quell'asina, di darci, Signore, la via che hai dato a quell'asina, di aprire le porte nella nostra vita, le stesse porte che hai aperto a quell'asina. Signore, noi vogliamo la porta d'oro aperta per la nostra vita ed entrare, Signore, alla tua gloria. Signore eterno, nel nome di Gesù noi veniamo alla tua presenza, consapevoli, Signore, che siamo diventati uomini nuovi, trasformati, non viviamo più nel peccato, legati con porte chiuse, fermi in mezzo ad una strada. Noi siamo diventati uomini nuovi. Noi siamo diventate creature nuove. Per mezzo dello Spirito Santo siamo stati sciolti, abbiamo le porte aperte davanti a noi e le strade libere per andare, Signore. Grazie perché tu hai scelto noi, Signore eterno. Grazie perché tu sei con noi, Signore. Vogliamo, Signore, obbedire alla tua voce, vogliamo essere coloro che arrivano a liberare le persone, che arrivano a scioglierle, Signore, che arrivano a togliere ogni demoralizzazione dalla loro dalla loro vita, ogni depressione, ogni tristezza. Vogliamo sciogliere le persone, Signore, serviti di noi. Tu hai bisogno, Signore, del nostro agire e noi, Signore, vogliamo agire, vogliamo essere, Signore, pronti per venire alla tua presenza e pronti, Signore, per andare davanti alle persone e scioglierle, per presentare la buona notizia. Gesù ti ama, Gesù ti vuole con sé. Signore, vieni. Parlaci, toccaci, Signore, fa scendere il tuo Spirito Santo su di noi, intervieni con potenza nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo darti il tempo necessario, Signore, vogliamo dare alla tua opera il tempo necessario. Noi vogliamo guardare alla Gerusalemme celeste dove ormai siamo in direzione, spediti. Vogliamo, Signore, trovare quella pace, quella serenità di figli eletti e prediletti. Signore, quella convinzione, quella serenità, Signore, che ti apparteniamo e che ogni cosa che noi facciamo è qualcosa che tu ci mandi a fare ed è benedetta di per sé, Signore. Vieni, Signore eterno, nel nome di Gesù. Ti ringraziamo per aver trasformato la vita di tutti questi asini, la mia vita, Signore, la loro vita. Grazie, Signore, perché tu nel nostro cuore sei un valore aggiunto, tu ci hai trasformato, Signore. Ci hai fatto più grandi dei cavalli maestosi. Ci hai fatto più importanti dei principi della terra. Tu, Signore, ci hai fatto più importanti di qualsiasi altro essere umano su questa terra perché ci hai fatto attraversare quella porta magnifica, quella porta che ci ha fatto entrare alla presenza di Dio, entrare nel luogo santo, Signore, nella città santa. Signore santo e benedetto, vogliamo essere disponibili in ogni cosa, Signore, vogliamo essere pronti. Vogliamo darti, Signore, il nostro tempo, vogliamo darti, Signore, il nostro avere, i nostri asini, Signore. Noi vogliamo darti quello che nella nostra vita è importante, Signore, sapendo che tu li benedirai e ce li restituirai, Signore, con grande benedizione. Signore eterno, nel nome di Gesù, alla tua presenza, Signore, manda il tuo Spirito, trasforma le nostre vite, riempici di te, Signore. Ancora, Signore, facci avere veramente sogni, visioni, liberazione, Signore. Fai scendere su di noi lo Spirito Santo affinché i tuoi doni vengano elargiti, Signore. Oggi vogliamo un giorno di Pentecoste particolare, Signore, un giorno di Pentecoste che spezzi con la tradizione, Signore, ma che sia un giorno di Pentecoste magnifico. Amen. Nella nostra vita veramente vogliamo parlare lingue nuove, vogliamo guarire, liberare, Signore, vogliamo cacciare demoni, vogliamo, Signore, che il tuo Spirito elargisca i tuoi doni, Signore, vogliamo profetizzare, vogliamo, Signore, veramente avere parole di scienza, di sapienza, parole di intelligenza, Signore. Vogliamo che il tuo Spirito scenda, Signore, con potenza su di noi. Che tu trasformi ancora, Signore, le nostre vite. Che tu trasformi ancora il nostro modo di vedere, il nostro modo di pensare, Signore. Come hai fatto con quell'asino di Pietro, Signore. Fallo con noi. Trasformaci, Signore. Fa, Signore, che da codardi, Signore, che hanno rinunciato e rifiutato la croce, possiamo essere uomini coraggiosi che si sono alzati in mezzo alla piazza a Gerusalemme, hanno iniziato a parlare, a gridare che tu sei il Signore dei Signori. Signore, faccia avere quella consapevolezza, quella certezza, Signore, quella fermezza che tu solo sei il Signore dei Signori, il Santo dei Santi, e che se noi veniamo verso di te possiamo solo guadagnare, non perdere. Alleluia.
Signore eterno, nel nome di Gesù, fai scendere ancora lo Spirito Santo su di noi, in questo giorno, in questo giorno che è un memoriale, Signore, in questo giorno, Signore, che hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Libera, Signore, questo popolo in questa sera, Signore, dalla schiavitù dei propri pensieri, Signore, dalla schiavitù dei propri limiti, dalla schiavitù delle proprie visioni. Signore, noi vogliamo avere visioni alti, potenti, Signore, visioni gloriose, Signore. Vogliamo guardare a quelle visioni e vogliamo portarle avanti, Signore. Vogliamo essere dei facitori, dei costruttori, Signore, coloro che non si fermano davanti alle difficoltà, davanti alle menzogne, davanti alle bugie, davanti al parlare cattivo, Signore, ma davanti a Te, Signore, noi vogliamo operare. Vogliamo essere operatori, Signore. Portare a termine ogni opera nel nome tuo, Gesù. Nel nome di Gesù. Non ti hanno criticato perché eri su un asino, anzi quell'asino ha ricevuto la tua stessa gloria. Signore, noi non vogliamo ascoltare la voce del mondo, vogliamo ricevere la tua stessa gloria. Nel nome di Gesù Cristo, vieni Spirito Santo, muoviti, Signore, con potenza. Vogliamo lodarti ancora, Signore. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vieni, Signore, nei nostri pensieri e trasformali secondo la tua parola, nel nome di Gesù. Intervieni con potenza, Eterno. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, in questa sera, Signore. In questo momento non vogliamo andare via, Signore, se non abbiamo ricevuto la tua gloria, Signore. In questo momento, Signore, noi vogliamo la tua gloria, Signore. Scendere su di noi, vieni Spirito Santo, nel nome di Gesù. Spirito Santo, ancora. Non ti lasceremo andare, Signore. Noi vogliamo la tua gloria su di noi. Vieni Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo, riempici di te, Signore. Vieni, Signore, a farci creature nuove ancora nei pensieri, Signore. Muoviti ancora dentro di noi, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, vieni, Signore. Gloria a te, Signore. Alleluia, gloria a te, Signore. Spirito